Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, velocissimo Dakota Winner che prende subito l'iniziativa, mentre si mette secondo Anouk Grad, prova a puntare in avanti Caruso Grad, che però per il momento posto non lo trova, mentre è partita bene anche Birbona, rottura da parte di Califano a Numero centrogruppo, prova ad 2 avanzare Califano Cayman dei Greppi squalificato. che precede Capta, poi l'uno di Desiderato FB, quindi ancora Argo Spritz, poi Cicerone Jet, via via gli altri, con Alabama Monroe in quinta pariglia esterna che ora prova a puntare un po' in avanti. 31,4 per i primi 400 metri di corsa da parte di Dakota Winner, che mantiene buon ritmo in vantaggio. Nella sua scia c'è Caruso Grad e in terza posizione in corda ora Anouk Grad, mentre allo scoperto è costretta Cayman dei Greppi, che prova piano piano a guadagnare terreno all'esterno, mentre ha mosso in anticipo su Capta Desiderato FB, che è andato a fare la seconda pariglia. 1, 3 e 3 per i primi 800 metri di corsa da parte di Dakota Winner. E prosegue a ritmo blando all'avanguardia, Cayman dei Greppi allo scoperto, Desiderato FB in seconda pariglia, secondo in corda è Caruso Grad che precede Anouk Grad, quindi Capta poi Alabama Monroe, mentre prova a muovere in terza corsia dalle retrovie Beatrice Grad, che cerca di risalire il gruppo. Chilometro in 1,19, Dakota Winner in vantaggio di fuori Cayman dei Greppi, poi Caruso Grad, quindi Desiderato FB, ancora Capta e Alabama Monroe, non cambia nulla, se non che sotto le tribune inizia ad accelerare in progressione Dakota Winner per mettere in difficoltà coloro che dovranno risalire. Cayman dei Greppi si mantiene sempre lì all'esterno, poi in corda Caruso Grad, quindi Desiderato FB, attende ancora a muovere Capta, quindi anche Alabama Monroe resta lì in quarta pariglia, prova ora a muovere Desiderato FB, è lui il primo a spostarsi in terza corsia, non progredendo più di tanto in realtà, anzi facendosi bucare di dentro dagli avversari. Il miglio in 2-3, Dakota Winner guadagna un po' di terreno anche se peggiora di camminata sulla curva conclusiva, Dakota in vantaggio con per ora il solo problema del trotto all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Dakota Winner Numero in vantaggio, 11, Cayman dei Greppi al largo, poi Capta che viene a centropista insieme al 16 di Cabras di Casei. Vince facile Dakota Winner nei confronti di Capta per l'accoppiata di Nicolo Venturi. Al terzo posto finisce Cabras di Casei. 31 la chiusa, si libera in un galoppo dopo il palo. Galoppo proprio liberatorio per Dakota Winner, che è peggiorato di camminata gli ultimi 400 metri, ma ha vinto da cavallo superiore. Mele Ossani al training da programma, André Farrugia alla proprietà. Vittoria per l'11enne da Real de Lou, Dakota Winner in percorso di testa. Al secondo finisce ancora Capta, mentre per il terzo posto è ancora Cabras di Casei a precedere l'8 di Cayman dei Greppi e quindi il 9 di Alabama Monroe a completare il quintet. Quindi i numeri dovrebbero essere 4, 12, 16 la tris, 4, 12, 16, 8 il quartet, 4, 12, 16, 8, 9 il quintet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni, interventi della giuria. La vittoria da Dakota Winner, Tommaso Gambino.